Paolo Spirito per la San Giovannella. Oggi era una partita complicata, lo sapevate, ma siete partiti forti, avete ribaltato lo svantaggio, un bel primo tempo, però nella ripresa non siete riusciti a rispondere agli avversari, perdete 3-2, uno stop importante. Il discorso era che siamo partiti bene, la palla andava e siamo andati avanti, poi ci siamo un attimo fermati e ecco là, siamo mangiati 2 gol e loro sono andati avanti, non hanno sbagliato niente. Comunque avete dimostrato un buon gioco, si può dire ormai superata la crisi invernale e soprattutto continuate ad alimentare le vostre speranze a caccia dell'ottavo posto. E quello è il nostro obiettivo dall'inizio della stagione, arrivare nella zona salvezza senza rischiare nulla. Anche se ormai non sarà matematicamente, ma questa salvezza si può dire in tasca? No, nulla si può dire perché finché il campionato non finisce non possiamo dire niente, quindi noi siamo là, non molliamo, cerchiamo di non mollare niente e proviamo a fare il tutto nostro. Vi aspetta un calendario ostico nelle ultime tre perché avrete la prossima con l'Eurobet, poi il Gianicolo e l'ultima col Football 8. Tre partite complicatissime da affrontare, quale sarà l'approccio e quale sarà lo spirito con cui finirete questo campionato? L'approccio è quello di essere sempre lì e non mollare niente, per noi sono 3 finali e quindi dobbiamo cercare di fare più punti possibili, quindi la salvezza non è matematica e finché non ci condanna nulla noi cerchiamo di fare il massimo. Tra le tre chi temi di più? Beh, secondo me il Football 8 è una bella squadra e è l'ultima, quindi essendo l'ultima dobbiamo giocarci tutto lì. Grazie a Paolo Spirito. Grazie a voi.